Siamo a Conegliano, appena fuori dal centro, oggi, perché un artista proprio della città ci ha aperto le porte della sua casa e del suo atelier per mostrarci come funziona il suo lavoro. Siamo nell'atelier di Massimiliana Sonego. Ecco, cosa rappresenta questo luogo, l'atelier per l'artista, e quanto ci può aiutare un atelier a conoscere il lavoro di un artista? L'atelier è fondamentale nella vita di un artista, è il luogo più importante, è il ventre di ogni creazione. Nel caso di Massimiliana Sonego siamo davvero nel luogo del suo pensiero, della sua ovviamente arte. Siamo in un luogo che oserei dire magico, attorniato da tutti quegli oggetti che poi entrano visivamente nelle sue opere, nei suoi quadri. E chi è Massimiliano Sonego e in cosa consiste la sua arte? Massimiliana Sonego è un artista, direi, a 360 gradi. Ha completato gli studi all'Accademia di Belle Arti di Venezia, si è laureata quindi in pittura e decorazione e nel corso, diciamo, della sua carriera ha collezionato esposizioni importanti, impersonali e collettive. La dimensione pittorica accompagna da sempre, credo, la vita di Massimiliana. Una vita che l'ha vista protagonista anche come docente alla scuola primaria. E considero questo suo lavoro proprio a contatto col mondo del bambino una stagione fondamentale per quel patrimonio poi di immagini, di suggestioni che è confluito nel suo lavoro. L'opera che abbiamo qui è un'opera che appartiene diciamo al periodo precedente agli anni 2000, quel periodo cosiddetto figurativo, come dicevi, di Massimiliana. È una natura morta, descritta nei particolari con questi colori accesi, quasi fauve. Le immagini che invece vediamo retrostanti appartengono alla Massimiliana Sonego attuale, quella Massimiliana che ha, come abbiamo detto, sfigurato l'oggetto, è andata oltre, l'ha smontato, l'ha svuotato quindi della consistenza esterna per vederlo all'interno, un interno che è un interno di pensiero, di situazione, di partecipazione alla vita dell'oggetto stesso. Massimiliana Sonego oggi ci ha aperto le porte del suo mondo e siamo qui per chiederle intanto cosa rappresenta per lei questo luogo e come si è arrivati a costruire un luogo così speciale, colorato e, come ha detto la professoressa Gava, magico. Sì, questo luogo per me naturalmente è il mio rifugio, è il posto dove io mi sento veramente bene, dove posso stare in silenzio, dove posso fare veramente quello che mi piace. E ritrovo me stessa perché sono attorniata anche dai miei oggetti che sono parte preponderante del mio lavoro proprio, e in questo luogo riallaccio quelli che erano i fili col passato, ma che si ripropone continuamente in un presente. Ci sono arrivata così proprio per necessità, cioè questa necessità, questa specie di logorio, tra virgolette, un logorio piacevole, questa specie di pensiero che mi continua a trattenere tra passato e presente e che cambia continuamente, ha fatto sì che il luogo diventasse quello che è, nel senso che un passato che si riattualizza continuamente e un presente che si arricchisce di qualcosa del passato. Ecco, questo penso che sia anche un po' il punto focale del mio lavoro. Ci sono tanti modi di dipingere, ci sono tanti modi di approcciarsi appunto al discorso pittorico nel caso particolare. Nel mio caso io mi innesto in un processo mentale che è già partito a monte, e quindi devo riprendere un filo che
che ho lasciato e che entra sempre nella stessa dinamica, nello stesso pensiero in qualche modo. E io non mi butto così, cioè lo penso, lo progetto in qualche modo, cioè come idee generali. È molto legato molto spesso a proprio un'idea di movimento, perché tutto il mio lavoro riguarda l'evoluzione delle cose nel tempo, ecco. E quindi in questa fase progetto e poi mi metto e ogni giorno ritorno sui passi lasciati il giorno prima, ricerco il filo, ricerco il collegamento e vado avanti. Questo è Poi ci possono essere dei momenti in cui abbandono e poi per un insieme di percezioni particolari lo riprendo così improvvisamente. Ecco, non c'è una modalità fissa. Che ruolo ha avuto il contatto con il mondo dell'infanzia nell'evoluzione della sua arte? Beh, ha avuto un ruolo importante, nel senso che mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato a capire che cosa è veramente la vitalità. E questa modalità di approcciarsi al mondo senza condizioni, nel senso che è naturalmente vitale. Questo dare importanza a tutte le cose e prendere tutto molto sul serio, questo soprattutto. E d'altra parte ho capito anche che esiste una conoscenza alla base di tutto questo, anche nell'approccio di tipo figurativo, plastico, del dipingere, del disegnare. È un modo di conoscere, per i bambini è un modo di conoscere il mondo, perché dà anche la capacità di osservare e si notano cose che loro osservano e mettono in relazione. E per quanto mi riguarda, oltre a questo, ho capito anche che è un modo di conoscere me stessa. È proprio ogni avanzamento in pittura, che è ha un linguaggio tutto suo, porta a una conoscenza che è difficile a volte spiegare a voce. Anche per questo molto spesso diventa incomprensibile quello che viene detto da un artista, perché si viaggia per immagini diverse. Ecco, è un tipo di linguaggio che porta comunque a delle conoscenze proprio. E i bambini, diciamo che in questo mi hanno dato molto, ecco. Proprio per la loro naturale predisposizione a conoscere e a usare quello che hanno così, in maniera schietta, in maniera sincera, in maniera reale. Lei sta lavorando attualmente a questa grande tela che sembra fatta apposta per essere esposta in uno spazio pubblico, aperto al pubblico. Cosa vede nel suo futuro, nel futuro della sua arte, e qual è il suo più grande desiderio, ambizione allo stato attuale delle cose? Ecco, il mio sogno sarebbe quello di avere uno spazio, un grande spazio, un capannone, un qualcosa, e farlo diventare proprio il mio spazio da adesso al mio prossimo futuro, praticamente, il mio progetto futuro potrebbe essere proprio questo. Riuscire a dedicarmi non solo al mio lavoro di pittura, ma anche proprio al lavoro nello spazio.